Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Lutto nel mondo della politica. È morta a 74 anni Anna Maria Nucci, esponente di spicco dell'ex Balena Bianca. Vediamo. Si è spenta all'età di 74 anni Anna Maria Nucci, figura di spicco della politica calabrese e nazionale, già sottosegretario alla pubblica istruzione nel governo Goria. 3 legislature da parlamentare e numerosi incarichi ricoperti all'interno del Partito della Democrazia Cristiana, dove ha militato prima di passare nel Partito Popolare dopo lo scioglimento dello scudo crociato. Una donna forte, determinata e coerente, figlia d'arte. Il Papa Guglielmo è stato politico cosentino apprezzato e stimato. La politica è la sua grande passione che l'ha accompagnata nella vita. Anche quando ha smesso i panni del parlamentare ha continuato a rappresentare un punto di riferimento per la politica cosentina e calabrese. Più volte è stata coinvolta in progetti politici che si sono susseguiti nel corso degli anni, non negando mai il suo contributo. Piegata dal dolore per la prematura scomparsa del figlio, nell'ultimo periodo aveva di molto ridotto le apparizioni in pubblico, nonostante i numerosi inviti che riceveva. Con Anna Maria Nucci scompare un pezzo significativo della grande tradizione popolare cosentina che ha segnato e di molto la storia politica della città di Cosenza.